Vinitaly 2016, un'azienda nuova sul mercato internazionale, azienda agricola Gori. Sono qui insieme a Giampiero Gori, buongiorno a tutti. Quanti anni ha la sua cantina? Allora, la mia cantina è di recente costruzione, ma a parte la cantina che l'ho inaugurata 2 anni fa, facciamo vino ormai dal lontano 2009, quindi non molti anni sinceramente, però stiamo cercando di lavorare in maniera molto corretta, molto buona, molto precisa per fare un bel prodotto. Infatti non abbiamo un brand, usciamo con un prodotto, cerchiamo di farlo di qualità, con un prezzo anche interessante. Il vostro cliente tipo, cosa sono? Le enoteche, la ristorazione? Allora, noi a livello commerciale non siamo ancora completamente organizzati, ci stiamo organizzando e siamo partiti chiaramente dalla nostra terra, anche se si dice nessun profietta in patria. Però abbiamo preso degli agenti per il Friuli che ci stanno lavorando bene, quindi andiamo direttamente sul consumo, enoteca, ristorazione, cerchiamo di andare in locali anche importanti, pur avendo, ripeto, un prezzo abbordabile, perché non avendo un brand, torno a dirlo, siamo sempre molto, per la qualità che diamo siamo molto a prezzo interessante. Abbiamo iniziato col Friuli e ci stiamo allargando in Italia, siamo arrivati fino a Milano al momento con una serie di agenti dal Friuli a Torino, abbiamo una bella distribuzione anche su Roma che ci sta seguendo bene, però non disdegniamo, abbiamo fatto Düsseldorf 3 settimane fa, la fiera internazionale di Düsseldorf, e proprio perché dobbiamo assolutamente essere anche su mercati più importanti, qual è quello tedesco, ma tutto il nord d'Europa. Questa presenza al Vinitaly è il primo anno o avete partecipato altri anni? Questo è il 3° anno che siamo al Vinitaly e siamo qui con l'ERSA in un banchetto piuttosto modesto, ma per il numero di bottiglie che facciamo noi assolutamente lo riteniamo più che sufficiente. L'importante è esserci. Certo che sì, l'importante è la qualità anche del prodotto, no? Diciamo. Ho provato vini qui, friulani in particolare, e li fanno tutti buoni alla fine. È difficile trovare un vino che sa di tappo, che sa di feccia o che ha qualche problema particolare. Sono tutti più o meno buoni e, come dico sempre, i vini sono come la bellezza, sono soggettivi, per cui a uno piace amabile, a uno piace secco, a uno sapido e tutte queste cose qua. Ma questa presenza nel mondo della viticoltura da cosa è stata dettata? Da una passione? Io sono friulano autoctono e sì, ho sempre avuto questa passione del vino, abito in campagna, abito a Nimis, cuore del mondo dico io, e ho sempre avuto questa passione assoluta del vino. Da 6 anni a questa parte, trovando una collina nel mio paese disponibile da alcuni parenti che avevo, che mi hanno permesso di costruire la cantina proprio in via Gori, peraltro l'azienda si chiama Gori e la cantina è in via Gori, ho messo in piedi una cosa che doveva essere piuttosto piccola per qualche ettaro, che erano gli ettari che avevo di famiglia. Da lì, da necessità si fa virtù, e mi è venuta un'occasione particolare per una zona che è fra Nimis e Tarcento, molto vocata alla produzione di vino, e ho messo giù diversi ettari. Diversi ettari vuol dire che ormai non è più solo una passione per berlo io, ma devo purtroppo anche venderlo, perché non riesco a berlo tutto. È diventato un mestiere. È diventato un mestiere e oggi ci sta dando anche delle discrete soddisfazioni. Ho investito parecchio, però è un piacere perché insomma si cresce la nostra terra. Ma la sua cantina è aperta al pubblico, può essere visitata, ha una sala degustazione? Assolutamente sì. Abbiamo un sito che spiega un po' tutte queste cose qua, che è www.goriagricola, dove appunto si può anche vedere la fase di costruzione della cantina, perché c'è durata 4 anni, abbiamo una cantina che va a livelli, lavoriamo molto con la gravità, questo è frutto da un po' di esperienza che ho fatto girando per il mondo per cantine. È visitabile, basta prendere appuntamento, ha una bella, devo dire, sala degustazione e riceviamo chiunque ce lo chieda. Concludendo quindi, il Vinitaly del 2016 rispetto agli 2 anni precedenti, ha notato qualche differenza, ha notato dei cambiamenti, le persone sono più tecniche, sono più professionisti del settore? Allora, stiamo vivendo ancora un periodo di recessione, non serve che lo dica io, e stiamo uscendo da questa. Vedo un po' di più serenità sinceramente, in questi almeno 3 giorni che stiamo vivendo. A parte il primo giorno che era domenica, che di solito arrivano un po' tutti, ho trovato gente anche un po' proprio appassionati, ho trovato una bella disponibilità, ho trovato più giro e più serenità nella gente. Io sono positivo.
quindi andremo in tempi migliori, insomma. Proprio di sì, credo proprio di sì. Quindi salutiamo per chi ci sta vedendo in questo momento, augurandoli di passare presso la cantina. È un piacere, Cantina Gori, venite in quel di Nimis e vi accoglieremo.